È proprio un viaggio straordinario quello che Veneto Agricoltura Channel sta facendo, come sapete, da un po' di tempo, quindi alla scoperta, tappa dopo tappa, dei prodotti dopo i GP della Regione Veneto, sono tanti. Oggi uno dei più significativi, forse uno dei più storici, forse anche uno dei più gustosi. Come vedete inquadrato in questo momento c'è Attilio Fontana, il presidente del consorzio del prosciutto Veneto DOP, un prodotto antichissimo, poi ce lo dirà la scheda che presenteremo, ma è un prodotto anche ben conosciuto dai veneti e peraltro che ultimamente ha cambiato, no? Prima aveva una dizione un po' diversa, vero Presidente? Conosco molto bene Attilio Fontana, gli do del tu. Prego. Certamente il nome prosciutto veneto, berico-euganeo, perderà la caratterizzazione berico-euganea. In realtà, per più facilmente memorizzare anche in un'ottica di marketing il nome, è meglio essere molto più brevi. Quindi si sa comunque dove viene prodotto, però il nome rimarrà prosciutto veneto dopo. E allora vediamo un attimo come nasce il prosciutto Veneto DOP, vediamo di conoscerne le caratteristiche, la storia e voglio dire tutto quanto il suo percorso. Quindi parte adesso la scheda che vi presenta il prosciutto Veneto DOP. Prego. Le origini del prosciutto Veneto DOP risalgono all'usanza celtica di conservare le carni con il sale, successivamente affinata in epoca romana. Dopo l'Unità d'Italia, il prosciutto veneto evolve in prodotto crudo, meno salato, ricevendo riconoscimenti significativi. La zona di produzione del prosciutto Veneto DOP comprende 15 comuni lungo il confine meridionale delle province di Padova, Vicenza e Verona. I suini utilizzati devono provenire dalle razze tradizionali Large White, Landrace e Duroc ed essere nati, allevati e macellati nel territorio delle regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Umbria. Questi, entro il 40° giorno dalla nascita, vengono tatuati sulle cosce e sottoposti a uno specifico regime alimentare, dieta che conferisce alla carne della DOP peculiari caratteristiche organolettiche e morfologiche. Dopo 24 ore, nelle celle di raffreddamento per facilitarne la rifilatura, le cosce ricevono un massaggio preliminare e poi vengono cosparse di sale, esclusivamente marino, che verrà rimosso entro 10-15 giorni. Dopo altri 75-100 giorni, in ambiente controllato per consentire l'asciugatura e la penetrazione del sale, il prosciutto viene rifinito e ricoperto con un impasto di farina di cereali e grasso suino. Ora è pronto per la stagionatura mediamente per 14 mesi, ma è elevabile a 18 o 24 per esaltarne il profumo e il sapore. Il prosciutto Veneto DOP presenta una forma semipressata ed è privo del piedino. Il peso a stagionatura ultimata varia da 8 ad 11 kg, 7 kg per quello disossato. Grazie al suo basso contenuto in sali, grassi e proteine, la DOP si propone come ingrediente perfetto in cucina per antipasti, contorni e più disparati piatti. Il prosciutto Veneto DOP intero va conservato in ambienti asciutti e freschi. Può essere commercializzato anche a tranci o affettato, ma deve sempre recare il logo con il leone di San Marco, simbolo della certificazione DOP. Ecco, questo avete visto, questo è il percorso, questa è la storia, queste sono le caratteristiche di questo prodotto di cui andiamo veramente molto orgogliosi. Ecco, diciamo subito a Attilio Fontana che è importante anche la collocazione, no? Prima dicevamo non si dice è prosciutto Veneto DOP, non è più Veneto e non è più Euganeo Berico, però è importante definire questa zona Euganea Berica, vogliamo spiegarla, vogliamo disegnarla. Allora, il prosciutto veneto si produce in 15 comuni, amministrativamente sotto le province di Padova, Vicenza e Verona, che sono posti nella pianura meridionale tra i Monti Berici e i Colli Euganei, proprio perché c'è una convogliazione di correnti tra i due gruppi collinari che praticamente dà il microclima adatto a questo genere di prodotto. Ecco, abbiamo già visto un cambiamento e il primo cambiamento è che appunto il discorso
l'addizione berico-euganeo è saltata, ma ci sono tante altre cose, per esempio il disciplinare sta cambiando e questa è una grande novità perché il prosciutto si adatta per certi versi anche alle necessità e ai gusti della clientela. Dico solo una cosa, poi ti lascio la parola. Per esempio una volta si usava molto il sale, è stato anche detto, no? Che veniva dall'usanza celtica di conservare le carni con il sale, però adesso... Adesso, adesso il sale si usa ovviamente ancora perché è l'unico conservante, soltanto che, contrariamente ad una volta, se ne usa molto molto di meno. Questo per andare incontro alle esigenze, diciamo, di gusto dei consumatori, ma soprattutto a esigenze salutistiche. Quindi l'utilizzo molto inferiore, parliamo del 20% rispetto a una quindicina d'anni fa, di quantità di sale, che ribadisco è l'unico conservante, non ci sono né additivi chimici né aromatizzanti di nessun genere, il fatto appunto di aver ridotto questa quantità di sale porta giocoforza a dover aumentare la stagionatura. E se prima la stagionatura era di 12 mesi prevista dal disciplinare, il nuovo disciplinare prevederà una stagionatura minima di 14 mesi. Dopo in realtà tutte le aziende lo portano come minimo a 18 mesi perché ormai lo standard è diventato quello, perché la carne assuma quelle caratteristiche organolettiche, quel profumo, servono ormai 18 mesi. Allora, hai detto prevederà, quindi quando più o meno entrerà in vigore la nuova normativa? È appena l'Unione Europea avrà dato l'ok, perché sono in fase di revisione tutti i disciplinari di prosciutti italiani. Allora, nell'occasione di questa revisione che riguarda prevalentemente l'utilizzo delle razze suine, noi anche appunto abbiamo aggiunto questo cambio di caratteristiche, tra cui fra l'altro segnalo appunto la riduzione del sale e l'aumento della stagionatura di 2 mesi. Voi avete avuto, ovviamente come tutto il settore agroalimentare, dei grossi problemi per quanto riguarda, diciamo, la commercializzazione in questo periodo Covid. Il canale Oreca va ad incidere per il 35% nel fatturato del prosciutto veneto. Quindi evidentemente non abbiamo perso tutto quel che perché la perdita di fatturato si è, tra virgolette, limitata al 29,7%. Evidentemente hanno retto gli altri settori, però non sono riusciti a riequilibrare la perdita avuta con la ristorazione e col turismo. Quindi purtroppo questo si è anche accaduta, si è riverberato sulla produzione del 2020, nel senso che sono stati introdotti l'11,5% di prosciutti, quindi a volume, in meno rispetto all'anno scorso, perché giustamente la primavera scorsa è stato un disastro, il mese di marzo e aprile ha preso tutti con il panico, ovviamente ci siamo fermati e quindi si risente di quel forte rallentamento. Allora, grazie ad Attilio Fontana, complimenti al prosciutto Veneto DOP. Noi non abbiamo terminato con questo percorso che ovviamente settimana dopo settimana ci porterà a conoscere gli altri fratelli e gli altri cugini del prosciutto Veneto DOP, quindi gli altri prodotti DOP e gli altri prodotti IGP della Regione Veneto. Arrivederci a tutti da Mimmo Vita e da Attilio Fontana. Grazie a tutti.